oggi ci siamo noi, c'è l'UDC nel panorama politico polesano e di questo dobbiamo ringraziare e vi chiedo un grande applauso a Tony De Poli che a livello nazionale non è mica facile, sapete, ripescare dopo 15 anni il partito, ripescare e portarlo su tutte le regioni in Italia. Lui ci sta riuscendo in maniera straordinaria. Quindi grazie Tony, perché il grande ringraziamento che possiamo darti è quello di partecipare con te a questa missione che ci porta a dire ci siamo ancora. Prima Pino, grande democristiano, mi ha chiesto oggi siamo tornati giovani. Sì, è vero, perché non contano le candeline, ma conta lo spirito con cui noi affrontiamo questo momento particolare. Vedete, noi in pratica ripartiamo con questo entusiasmo, animati da cosa? Dall'amore della nostra gente e del nostro territorio. E diciamo che una gamba centrista che si ispira alla dottrina sociale della Chiesa in questo panorama politico ci voleva, e dobbiamo dire grazie Tony, perché finalmente noi abbiamo questa componente straordinaria del cattolicesimo politico e democratico che con lo scudo crociato, con l'UDC, è ben presente. E quindi siamo orgogliosi di questa di questo momento che è di grande significato. Diamo quindi una bandiera a ciò che crediamo, perché è chiaro che lo scudo crociato sintetizza una serie di valori a cui noi siamo molto legati. Antonio ha basato molto, non solo lui, ma anche il candidato presidente Stefani, sul sociale. Il sociale al primo punto. E voi capite il significato di questo messaggio. È un significato straordinario, perché noi come partito abbiamo uno slogan che mi piace da matti. Lo slogan è: non lasciamo nessuno da solo. Credo che sia uno slogan che dice tutto su quello che noi possiamo dare, su quello che noi possiamo impegnarci con una rivoluzione, se vogliamo, guardando in prospettiva, in futuro, sulla disponibilità di case pubbliche, sulla disponibilità di una serie di servizi che soprattutto gli anziani, soprattutto chi ha bisogno. Io ricordo, proprio ieri sera mi ha chiamato un anziano che è bloccato da 6 mesi al 4º piano, e lui ha 89 anni, vive da solo e fa: la mia vita è aspettare la morte qui, perché ho male alle gambe, non riesco a fare le scale, e quindi è chiuso in casa. Quindi l'housing sociale è una delle emergenze straordinarie su cui dobbiamo impegnarci tutti. E adesso vi faccio un passaggio che vi fa un po' ridere, ma comunque in questi giorni io ho anche, insieme ai miei amici, guardate che squadra ragazzi, ma chi ha una squadra del genere? Straordinaria! Perché vedete, è nel nostro DNA il significato di certi valori come la collegialità, l'amore, lo stare insieme, aiutarci l'uno con l'altro. Ma dove ritroviamo negli altri partiti questi momenti così straordinari? Ecco, allora in questi incontri di categoria a un certo punto mi aprono la porta, testuali parole: oh, finalmente un democristiano! Non è una cosa da poco, sapete, non è una cosa da poco, riempie l'orgoglio, ma soprattutto pensate che essere democristiani, l'UDC è l'erede naturale della democrazia cristiana, no? Si rifà alla tradizione degasperiana e sturziana, ecco, ma essere democristiani non è una questione di anagrafe oppure di militanza, perché essere democristiani è una questione di cultura politica.
Noi siamo cresciuti con la DC, con la scuola di partito che dava la DC, siamo cresciuti con la cultura politica, quella che vedo poco, molto poco adesso. Lo dimostrano questi momenti un po' traballanti, no? Di una coalizione che è traballante, ma vincente, perché comunque abbiamo tutti i presupposti per avere. Però io dico, se in questa coalizione c'è la gamba destra rappresentata da noi che abbiamo coltivato nel nostro DNA la mediazione, la moderazione, ecco, questo DNA, se noi lo portiamo e siamo presenti da oggi nella coalizione del centro-destra, è un valore aggiunto, un valore che serve non solo alla politica, ma anche alla società, alla comunità. Ecco. Stefani, chi è Stefani? Noi con la nostra posizione appoggiamo il candidato presidente di regione Alberto Stefani. Stefani, c'è stata una battuta l'altra sera quando eravamo a Cervarese, no? fra Antonio e Alberto, no? Perché quando si è parlato di programma c'è tanta analogia, tanta omogeneità. C'è tanta omogeneità fra il nostro programma e il programma di Stefani. E qualcuno ha detto, per forza Leo Democristiano. Io vi posso assicurare che Stefani è cresciuto in patronato e ha saldi valori cristiani. E vedete, questa scritta qua, io credo che sia lui il primo a aver voluto avere il suo nome sullo scudo crociato, quindi è, a parte Tony De Poli nel 2010 mi pare, è la prima volta che mi sento di votare e di appoggiare un candidato presidente, perché è vicino al nostro modo di essere, e quindi io sono convinto che in regione faremo una gran figura, ma ci vuole la componente nostra, e perché debba esserci dipende da voi, col coraggio, con forza, con determinazione cerchiamo di dare sempre quella forza e quell'energia che è storica, che appartiene a noi, perché vedete, essere in politica bisogna credere. L'UDC è partito identitario, voi ditemi qual è l'altro partito, qualche altro partito identitario. È identitario perché si rifà alla tradizione sturziana. Ecco, finisco perché avrei tante cose da dire, ma le dirò magari in altra assemblea. Con questa frase, quello che diamo non sempre torna, ma quello che diamo è quello che noi siamo. Adesso il nuovo suggeritore che poi farà la chiusura, Tony De Poli, mi suggerisce che presento uno alla volta i candidati. Allora iniziamo dalla capolista. Sapete, la nostra capolista chi è? È una ragazza che è trentenne, quindi ecco il significato del nostro proiettarci ai giovani, perché quello che noi abbiamo avuto e siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto è importante se noi adesso lo trasferiamo a loro per una continuità, per un'eredità che deve coinvolgere la società attuale e futura. Ecco, la Boreggio Irene. Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Boreggio Irene, ho 30 anni e sono una donna del Polesine che oggi presenta non solo la propria candidatura, ma porta l'esperienza di chi dopo anni di studio di archeologia e beni culturali, intendendo sia le opere d'arte che il paesaggio, ha imparato il volere del patrimonio della comunità e che lo vive e lo protegge. Vengo da Rovigo, ma l'impegno mi ha portato a Ferrara, a Ravenna, a Modena, dove ho studiato per specializzarmi, non solo in beni culturali e archeologia, ma anche in educazione museale. Ho imparato che, proprio come in un museo, un territorio ha bisogno della sua missione, che deve essere chiara da esporre e piena di valori per conservare il passato e illuminare il futuro.
Il nostro Veneto è un po' come un capolavoro e ha bisogno di cure ma anche di essere valorizzato. Con questa mentalità ho accettato la sfida che l'Unione di Centro ha proposto, partito nel quale ho ritrovato i miei valori e siamo qui oggi per restaurare l'anima del Veneto e valorizzarne il suo inestimabile patrimonio, sia umano che valoriale. La mia scuola politica però non è stata l'università, ma in realtà la vita. La mia famiglia che mi ha insegnato i valori della solidarietà e dell'aiuto disinteressato. La parrocchia dove sono nata e cresciuta, Borsea, sono stata educatrice e alla fine coordinatrice del gruppo giovane del Gres estivo con i miei 100 bambini. E il mondo dello sport di vari enti sportivi, come il CSI, come animatrice sempre, e attualmente come gestione della segreteria del Comitato Provinciale di Modena dell'Oxen, che è il Centro Sportivo Educativo Nazionale. Tutte esperienze in cui ho imparato che i problemi non si risolvono, cioè si risolvono mettendoci la faccia e lavorando per gli altri, non solamente stando dietro un computer e pensando a sé. Quindi questi sono i valori che voglio portare con me: la famiglia come un nucleo fondante, la solidarietà, il rispetto della persona in ogni fase della vita e la responsabilità che abbiamo verso chi verrà dopo di noi. Questa è la nostra eredità ed è quello che dobbiamo difendere per la nostra regione. L'impegno che mi sono prefissata è incentrato quindi su 3 priorità, soprattutto per il Polesine: la sanità e il sociale, perché nessuno deve restare indietro. Quindi uno dei bisogni primari è quello di rinforzare la sanità territoriale e non possiamo permetterci che i servizi si allontanino dal cittadino. Il Veneto si deve prendere cura di tutti e per questo l'occhio di riguardo dell'UDC e il mio sarà per la giustizia sociale. Il secondo è l'istruzione e lo sviluppo territoriale, contraddistinto sempre in Veneto per la lavorosità, e guardare al futuro e per investire in un'unica vera risorsa che sono le persone, quello che abbiamo noi. Quindi dobbiamo cercare di plasmare i giovani, come me, e gli adulti, per renderli capaci di pensare e agire, investendo quindi nell'istruzione e nella formazione partendo sin dall'infanzia. E terzo, la tradizione tutela per rispettare e difendere le risorse che noi abbiamo: mare, monti, campagne, e valorizzare tutto ciò che il nostro patrimonio culturale e ambientale ci offre attraverso anche un turismo sostenibile. Quindi dobbiamo trasformare la nostra storia e la nostra bellezza nella ricchezza per il nostro futuro. Quindi per me si tratta di dare al Veneto serietà, concretezza, ma soprattutto anima attraverso l'UDC, quindi proponendo un'azione di restauro sociale e istituzionale. Il mio impegno sarà quello di portare in regione la stessa cura meticolosa che si riserva ad un affresco, dedicandolo alle famiglie, alle imprese e al territorio. Quindi per un Veneto restaurato nei valori e valorizzato nel futuro, vi chiedo di credere in me e nella nostra squadra, perché insieme noi vogliamo onorare il nostro patrimonio. Quindi grazie, avanti tutta con il Presidente. Bravo. Vice Sindaco di Pettorazza, Francesca Capuzzo. Buongiorno a tutti, Francesca Capuzzo, 59 anni, sposata, una figlia, lavoro al settimanale diocesano di Padova alla difesa del popolo, ho fatto parte del consiglio pastorale parrocchiale vicariale diocesano della diocesi di Chioggia, attualmente sono vice sindaco di Pettorazza Grimani e con la delega al sociale. Quando Renato mi ha chiesto di farne parte di questa squadra, ho accettato immediatamente con grande entusiasmo. Perché? Perché parlando con le persone, quello che emergeva era la voglia di avere una forza moderata di centro che li rappresentasse. E quindi quando mi hanno detto c'è questo progetto con il nostro segretario del Poli che in prima persona ci ha creduto, io veramente ho detto sì. È giusto mettersi di farne parte. Poi appoggio pienamente Irene, perché per parlare dei giovani bisogna partire dal futuro, dal loro futuro. Quindi sì. Quindi ecco, i programmi si equilibrano tanto, però i valori in campo sono né di destra né di sinistra, però sono i nostri valori. Quindi ecco, io appoggio pienamente questa squadra e chiedo
e mi sento in grado, ecco, di affrontarla, e quindi ecco, chiedo il vostro sostegno, perché dobbiamo esserci, quindi dobbiamo essere votati, quindi ognuno di voi si deve far tramite in famiglia, tra gli amici, nel volontariato, dove siete, di farci votare, perché realmente il Veneto ha bisogno di noi e noi dobbiamo esserci e dobbiamo spenderci adesso. Grazie. Qui alla mia destra un terremoto del Basso Polesine. Il terremoto è un vulcano di energia, si chiama Cristina Veronesi. Ecco a voi la Cristina. Buongiorno a tutti, sono Cristina Veronesi da Rosolina Mare, ho un negozio di ferramenta con mio fratello e oggi ho il piacere e l'onore di presentarmi ufficialmente per la mia candidatura alle elezioni regionali con l'Unione di Centro. Perché ho scelto l'Unione di Centro? Perché è un partito che mi rispecchia pienamente nei suoi valori. Valori che mettono la persona al centro, insieme alla famiglia, alla fede e al rispetto dei valori cristiani, che purtroppo nella nostra società stanno un po' scomparendo. L'UDC, col senatore De Poli come segretario nazionale, rappresenta proprio questo, una politica del rispetto, dell'ascolto, dell'impegno concreto per il bene comune. Vorrei ricordare il mio capo, Renato Borgato, che da tanti anni porta avanti con passione i valori della democrazia cristiana. Un giorno, dopo aver parlato un po' con me in negozio, è venuto a trovarmi, non ci conoscevamo, mi ha detto: tu sei una democristiana nata. Quella frase mi ha fatto riflettere e dopo aver conosciuto meglio l'UDC mi sono davvero riconosciuta in pieno nei suoi principi. Sono una persona moderata che crede nel dialogo e nella collaborazione. Come lavoratrice, come mamma, come persona, sempre pronta ad aiutare chi ha bisogno, sento di poter dare un contributo concreto e umano, battermi per l'identità e i valori che sono patrimonio della nostra democrazia. Voglio rappresentare tutti voi con impegno e cuore, quindi vi ringrazio e se potete votatemi. Grazie. Adesso vedremo sotto basi anche l'architetto più famoso del Polesine è Marco Saccoman. Cari e gentili amici, vi ringrazio di essere qua, buongiorno e benvenuti. È con grande emozione e anche un profondo senso di responsabilità che mi presento oggi a voi come candidato dell'Unione di Centro. Prima di tutto consentitemi di rivolgere un ringraziamento sentito al nostro segretario nazionale, senatore Antonio De Poli, e il mio grande, affettuoso e fraterno amico Renato Borgato, per la fiducia e l'opportunità che mi hanno consentito di candidarmi in questa importante sfida per rappresentare i nostri valori. Siamo la casa dei moderati e di chi crede nel nostro lavoro, nella famiglia come pilastro della società e nella libertà di impresa per chi crea ricchezza sul territorio. Siamo il centro saldo che crede nel dialogo, nella serietà e nella concretezza dei fatti. Siamo per uno sviluppo sostenibile, per la tutela del territorio e per le persone che vi abitano. Vi chiediamo di sostenerci perché insieme a voi creiamo una squadra vincente. Vi ringrazio e avanti tutta. Il nostro segretario nazionale, senatore questore Antonio De Poli. Allora, tanto grazie in modo particolare a questa meravigliosa squadra, per tutti voi che siete qui oggi, perché fa veramente piacere con tutto il cuore vedervi qui, ma la cosa bella, lo dico con il sorriso, ma con un sorriso di grande amicizia,
è che se avete sentito Renato prima, nella sua introduzione, e ogni secondo quando introduce ognuno di noi, si vede che c'ha ancora quella passione, quel cuore. E fatemi dire un'ulteriore parola che tante volte abbiamo una grande difficoltà a dirla anche a chi abbiamo di fianco, è quell'amore che ha ancora verso la politica, in modo particolare verso i propri cittadini e verso le persone che hanno bisogno. Guardate che questa cosa è una cosa straordinaria che si è persa, quindi veramente Renato. E non è una cosa che nasce perché siamo dietro un tavolo di una conferenza stampa, perché la differenza si vede quando uno trasmette le cose, si vedono chi lo fa perché gli tocca farlo, perché qui no, e chi lo fa perché invece ci crede, e c'è una differenza abissale su queste cose. E vedete, io credo che oggi più che mai noi dobbiamo riprendere con forza il credere veramente che la politica è a servizio di ognuno di noi, di cittadini, perché così nasce, e nasce attraverso questo scudo crociato, questa storia che non è una cosa antica, ma è una cosa di tutti i nostri giorni, deve essere una cosa di tutti i nostri giorni e soprattutto del nostro futuro, per i nostri giovani, per i nostri figli, per ognuno di noi, per i nostri papà e le nostre mamme, per i nostri nonni che ci hanno fatto essere qui oggi. Questo significa far politica, questo significa riportare la politica in mezzo e tra la gente. E vedete, è difficile colloquiare, ascoltare, comprendere, eccetera, esserci. Difficilissimo, perché ci vuole pazienza, ci vuole comprensione, bisogna dopo comprendere le cose e bisogna trasformarle e cercare di dare delle risposte. È più semplice. Ok, faccio io, decido e chi si è visto si è visto. Ecco, oggi si sta andando su qualcosa di questo genere. Noi crediamo che ancora le persone siano al centro di tutte le politiche, al centro della vita, al centro la persona. E noi partiamo da questo presupposto. Al centro la persona significa al centro la vita, perché da qui si parte, si costruisce il proprio futuro attraverso i nostri figli che devono far famiglia. Oggi ci sono sempre meno nascite. Ed è un problema. La denatalità è uno dei grandi problemi che abbiamo anche qui in Veneto. Quindi dobbiamo fare delle politiche sulla famiglia e sui nostri giovani perché si costruiscano famiglia, e per costruirsi famiglia devono avere anche una casa. Oggi le politiche abitative sono state in parte, non voglio dire dimenticate perché non è vero, ma comunque non sono nelle priorità. Oggi bisogna riprendere le priorità che riguardano i nostri giovani, ma ognuno di noi, anche per costruirsi famiglia, casa, lavoro. Perché senza lavoro non c'è dignità. Lavoro significa impresa, impresa significa sviluppo, significa futuro, e assieme con questo c'è tutto il grande mondo dell'impresa, dal mondo dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, dell'industria, della libera professione e di qualsiasi, del turismo. La più grande attività del Veneto, la più grande impresa del Veneto è il turismo, non è più quello che per fortuna c'è di Venezia, cito Venezia per citare tutto, ma è quello un turismo lento, cosiddetto slow, che vogliono vedere le nostre campagne, che vogliono vedere i luoghi bellissimi che abbiamo qui come parco naturale del Delta e moltissime altre parti, perché vogliono riscoprire la natura, le bellezze del nostro territorio, le bellezze del nostro mare, le bellezze delle nostre campagne, le bellezze delle nostre città, dove abbiamo in ogni nostro comune, piccolo o grande che sia, in ogni nostra città, delle bellezze straordinarie. E oggi è cambiato, quindi dobbiamo dargli tutto questo. E poi, vedete, questo pacchettino di carta è il nostro programma. Perché abbiamo voluto fare un programma? Negli ultimi 10-15 anni nessuno più guardava niente, non serviva un programma, non servivano le idee, a nessuno interessava cosa volevi fare. Qual era il tuo progetto? Quali erano le tue priorità? Perché seguivano un percorso. Noi l'abbiamo costruito perché le persone ce lo stanno chiedendo tutti i giorni, le persone, le associazioni, le imprese, eccetera. Abbiamo costruito un programma importante, mettendo delle priorità rispetto a tutto il resto. Un programma di
più di 100 pagine, per un bel tomo. Tocchiamo tutti i temi fondamentali importanti per la vita di ognuno di noi, per lo sviluppo del Veneto. Un Veneto che è cambiato, come si diceva prima, un Veneto dove le richieste sono diverse, un Veneto dove abbiamo bisogno di lavoratori, un Veneto dove una volta si lavorava fino a 60 anni, purtroppo a 65 anni molti ci lasciavano. Oggi uno a 65 anni è un ragazzino, a 70 comincia a capire dov'è, a 80 ha un'età importante, 85-90 comincia, è cambiata la società, le esigenze sono cambiate, i nostri giovani ci chiedono delle cose diverse, ognuno di noi ha delle altre prospettive, le nostre aziende devono rivedere perché è cambiato il contesto veneto nazionale e internazionale rispetto a tutto quello che è successo, dal Covid alle guerre, alle crisi che stiamo vivendo. Allora, voi capite che oggi più che mai serve una riprogrammazione importante della nostra regione rispetto al futuro di ognuno di noi e cosa chiedono i nostri cittadini, qual è il futuro del nostro Veneto per i prossimi 10, 20, 30 anni. È finito un momento e sta ricominciando un altro se vogliamo realmente dare risposte. E credo che su questo aspetto chiaramente il centrodestra, ma in modo particolare l'Unione di Centro, l'UDC con Alberto Stefani presidente, ha delle proposte importanti e chiare. Primo, le politiche sociali, perché senza di questo non si va da nessuna parte. Sociali, sociosanitarie e sanitarie. Perché se non stiamo bene, se non siamo in salute, possiamo fare qualsiasi cosa, ma tutto il resto chiaramente non è più in un contesto di vita normale. Allora, dobbiamo partire da questo per fare tutto il resto. E vedete, è una differenza sostanziale, non che gli altri non le hanno fatte, ma mettere nella priorità a casa tua. Oggi faccio prima una cosa o la faccio dopo un'altra. Cambia completamente la visione, l'organizzazione rispetto a quello che sono poi le ricadute nel prossimo futuro. Quindi mettendo al centro la persona in tutto il percorso della vita, con la priorità chiaramente politiche sociali, sanitarie, lavoro, casa, famiglia, si ricostruisce un Veneto che guarda il futuro. Anche noi ci siamo fermati, siamo messi alle stellette perché i nostri papà, le nostre mamme hanno costruito il Veneto nel dopoguerra, siamo i più belli, i più bravi, i più forti, eccetera, eccetera, e ci siamo un po' adagiati su questo aspetto. Dobbiamo invece adesso riprenderlo in mano e ridare quella verve, quella forza, quella caratteristica che ci hanno dato i nostri genitori, che hanno ricostruito il Veneto nel dopoguerra. Renato, chi l'ha ricostruito? L'hanno ricostruito questi signori e per questo la ricostruzione oggi più che mai è fondamentale. È una ricostruzione diversa, è una ricostruzione di una società che è cambiata, di una società che ci chiede delle cose più diverse rispetto a prima, rispetto a 10-20 anni fa. È una sanità che deve riprogrammarsi rispetto alle nuove esigenze. Per fortuna siamo ancora una grande sanità, ma su questo non c'è dubbio. Ma dobbiamo riprogrammarla perché le esigenze sono cambiate rispetto a una popolazione che è cambiata. Le politiche alle persone sociali sono cambiate. Parlava prima Renato. I nostri genitori oggi autosufficienti con più di 60, 70, 80 anni hanno delle richieste diverse rispetto a quello che potevano avere 20 anni fa, completamente diverse. È una società ancora forte che ha la possibilità di poter dare ancora molte cose, ma ci sono delle esigenze di attenzioni, di riorganizzazione delle case, di riorganizzazione dei servizi e altrettanto per i nostri giovani. I nostri giovani studiano, vanno all'università o alle superiori, poi molti se ne vanno. Dobbiamo trattenere le nostre menti più importanti, le nostre forze qui da noi, dandogli chiaramente un sostegno per poterli rimanere qui. Quindi credo che su tutto questo ci sia una grande riorganizzazione che dobbiamo avere nel prossimo futuro nel nostro territorio. Vedete, la regione per eccellenza, per molti aspetti, è quella che legifera, cioè fa le leggi, riorganizza molti di questi settori che noi abbiamo citato. Quindi passa attraverso questo. Oggi
Quindi riprogrammare una regione, avere una regione con un presidente importante che ha cura e le attenzioni su questi temi e con la presenza anche di un'area come la nostra, un'area importante, per rimettere questi temi nelle priorità e per dare quell'attenzione e quell'equilibrio anche alla nostra coalizione, che è fondamentale per l'ascolto, per l'attenzione, per il DNA, per ritornare in mezzo a ognuno di voi. E qui è semplice, forse più semplice in provincia di Rovigo, quello che vi sto per dire. Però in tutte le altre province che io ho fatto, le ha di Rovigo e Belluno, che sono le più piccole, ma non per questo meno importante, anzi, ma non per questo meno importante, ho chiesto a tutti, anche in assemblea di 600-700 persone, se vi ricordate quali sono i vostri consiglieri regionali. Nelle altre province se ne leggono 9. Nessuno ha saputo darmi la risposta. E sono quelli che sono stati eletti 5 anni e mezzo fa nei nostri territori con la preferenza. E nessuno li conosce, o almeno ne conoscono 1, 2, 3. Voi capite che questo è uno degli aspetti più negativi per la democrazia, per la nostra libertà, per il nostro futuro. Quindi ritornare col DNA che noi rappresentiamo, di riportarci in mezzo tra la gente, ascoltare, sentire i problemi e cercare di risolverli, credo che sia uno degli aspetti fondamentali. Per questo motivo, se potete, votate questa meravigliosa squadra, votate l'Unione di Centro, mettete una croce sullo scudo crociato e scrivete uno di questi cognomi. Grazie a voi e sono a vostra disposizione.